Buonasera a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, la domanda che dobbiamo farci è: ma cosa diavolo sta diventando il PD di Elly Schlein? E voi direte, vabbè, ma perché dobbiamo farci questa domanda di venerdì sera? Avete ragione, non voglio rovinarvi, diciamo, in prospettiva il weekend, ma perché dobbiamo farcela? Dobbiamo farcela perché, come dire, l'esistenza di un'opposizione che sia vagamente dotata di senso e vagamente incarni un'alternativa di governo, per quanto io non la pensi come loro, insomma, sarebbe un sintomo di salute, no, del paese. E soprattutto viceversa, il principale partito d'opposizione, non, come dire, una propagine estremista che propaga certe parole d'ordine, vogliamo essere molto buoni in introduzione, così smaccatamente e beceramente antisioniste, comincia a diventare inquietante per tutti, insomma. Ma quali sono le due notizie di giornata che ci hanno fatto scatenare questa domanda su questa strana creatura, insomma, che sta albergando a sinistra? Beh, una viene da Genova, ma riguarda le Olimpiadi di Milano Cortina. Perché apprendiamo che il signor Mohamed Kabur, consigliere comunale di Genova del PD, ha proposto, condividendo anche sui suoi social un post inequivocabile in proposito, il boicottaggio dello Stato degli ebrei dalla competizione olimpica di Milano Cortina. Eccolo lì il post con tanto di grafica inequivocabile: fuori Israele dalle Olimpiadi. Un boicottaggio a tutti gli effetti dello Stato degli ebrei, che peraltro va a parare sul momento sportivo che per definizione dovrebbe cancellare le contrapposizioni ideologiche anche più radicate, più becere. Cioè, le Olimpiadi nella loro genesi classica, voglio dire, greca, contemplavano addirittura il congelamento dei conflitti, delle guerre, cioè c'era un riconoscimento reciproco addirittura nei contesti bellici. E invece questo signore vuole che lo Stato degli ebrei non sia rappresentato alle Olimpiadi. Tra l'altro, come ha fatto notare la Lega di Genova, c'è questo precedente che è sicuramente casuale, riferito solo come nota di cronaca. Il consigliere Kabur, che ha la delega alle relazioni internazionali, attenzione, quindi è proprio, come dire, competente sulla materia, era assente per impegni pregressi istituzionali di altro tipo quel giorno in cui nel Consiglio Comunale di Genova si votava una mozione di condanna di Hamas e della repressione selvaggia in atto in Iran da parte del regime degli Ayatollah. Ma era ovviamente un caso e il consigliere Mohamed Kabur non vedeva l'ora di votare la condanna di Hamas. Purtroppo quel giorno aveva judo, accidenti, non l'ha fatto. Ma al di là di questa nota a margine, è quello che è sicuro è che ha proposto pubblicamente, ripeto, il boicottaggio dello Stato degli ebrei dalla competizione olimpica. Seconda notizia che l'ha portato alla luce un insospettabile, cioè non il sottoscritto, non un bieco redattore di Radio Libertà con la bava alla bocca, ma Emanuele Fiano, storico esponente della sinistra riformista. Sì, perché un tempo c'era anche la sinistra riformista, sembra preistoria in effetti, che ha denunciato pubblicamente questo contenuto social condiviso su Instagram dai giovani democratici di Bergamo, sempre PD, cioè ripeto, non un centro sociale a sinistra di Ascatasuna. Giovani democratici di Bergamo hanno condiviso questo contenuto, quindi hanno rilanciato, diciamo, un contenuto altrui che mostrava un'immagine del personaggio Porco Rosso, che è il protagonista del celebre film di Miyazaki, che poi è trasformato anche in una serie manga, accompagnata dalla scritta meglio maiale che sionista. Meglio maiale che sionista. Scusate, ma veramente è turba, nel senso che io credo che Casa Pound non abbia mai condiviso nulla del genere, cioè siamo paradossalmente alla destra o alla sinistra, perché è uguale, insomma, di Casa Pound. A completare il messaggio c'era il commento, questo sì, aggiunto: questo non è antisemitismo, no, ci mancherebbe altro, chi l'avrebbe mai pensato? E chi si ostina a sostenere il contrario ha un progetto politico ben preciso. Poi alla denuncia di Fiano
diciamo all'inizio pare che quei giovani democratici di Bergamo abbiano come dire, appunto sottolineato che era una denuncia ovviamente del sionismo, delle politiche dello Stato di Israele. Sta di fatto che poi il contenuto l'hanno rimosso, pubblicando anche delle scuse sulla stessa pagina Instagram, perché evidentemente qualcuno dal Nazareno, cioè era troppo anche per l'attuale dirigenza del PD questa condivisione, con la scritta meglio maiale che sionista. Allora capite che veramente è ormai difficile distinguere in questa cronaca pazzottica i comunicati di Askatasuna dalla linea soprattutto delle giovani leve del PD. Cioè, non c'è più una bussola a sinistra, c'è, come dire, il ribollire di questi istinti pro-pal estremisti, antisionisti, ma capiti, quando uno chiede di boicottare lo stato degli ebrei da una competizione sportiva o dice meglio maiale che sionista, l'antisionismo è in bilico su qualcos'altro, qualcosa di terribile che nel Novecento abbiamo conosciuto e non vorremmo più riconoscere. Grazie a tutti, a presto.